Buongiorno, rassegna stampa TG Plus del 19 luglio. Partiamo con Tribuna di Treviso. Nei campi della Marca, vedete, mancano 3.000 addetti. Il report di Confagricoltura delinea una crisi personale anche per la prossima vendemmia. L'Ispettorato del Lavoro, finte agenzie interinali pagano il personale 3 euro l'ora. E questo è il problema, che cioè, se uno guadagna da una parte, guadagna l'altro perde dall'altra. Insomma, il teorema di Angela, famosissimo. Panettiere stroncato da infarto in laboratorio. Questo lo riporta anche la Tribuna di Treviso e tutti gli altri giornali, perché è il primo morto di caldo segnalato. Vediamo invece sotto la fotonotizia della Tribuna di Treviso: piccoli, un tuffo nell'argento, le sincronette meravigliano al mondiale. È interessante perché adesso, insomma, stanno seguendo i mondiali. Abbiamo già visto che l'Italia ha inanellare una serie di podi interessanti. In taxi con tanica di benzina per darsi fuoco in tribunale, lo hanno intercettato i carabinieri. Questo è successo ieri, insomma, anche perché è stato segnalato, e poi i carabinieri hanno intercettato e hanno risolto la cosa come sempre. Bravissimi sono. Vedete che anche qui bufere in cadore, effetto vai, alberi caduti, case scoperchiate, e insomma si va avanti purtroppo con questo genere di problemi. Il tempo dà questo tipo di problema: quando fa qualcosa di forte. Vedete che anche qui sul Gazzettino bufera devasta il cadore, è sembrata come vaia, ma un po' su tutti i giornali la fotonotizia è dedicata a questa notizia. Migranti, la prima Tendopoli, a Verona centro d'accoglienza pieno, l'esercito monta le strutture, sono provvisorie, saranno tolte, ma intanto comunque qualcuno ha dato l'allarme. Ecco il protocollo tra regione, prefetture e comuni: soldi e obblighi per l'ospitalità. E vedete che qua sotto Dovetto muore, la caduta in bici spopola sul web, quel video che da un po' gira di questa caduta in bicicletta, ma è molto, insomma, è anche, fa anche sorridere. Mestre, invece questa Mestre, il mercatino del rubato, prospera e accetta prenotazioni da cibi a cosmetici in un parco clienti con lista della spesa e i ladri al loro servizio. Ormai siamo veramente al delirio. Corriere del Veneto, vedete che anche il Corriere del Veneto dà la fotonotizia con quello che è successo in Cadore, e però segna in città il primo morto di caldo. Anche qui adesso ne parlano un po' tutti i giornali. Mentre il titolo centrale del Corriere del Veneto è: accoglienza diffusa, nuove regole, cosa c'è nel protocollo della discordia, cure, rimborsi, misure di sicurezza e responsabilità. E poi c'è una parte dedicata a, diciamo, una notizia di sport. Ibra mi disse: una storia, faccio gol, e lo fece. Parla Orsato, il numero 1 degli arbitri di calcio, che andrà avanti ancora per un anno. Treviso, su Notizie Plus, vedete che anche qui davanti al tribunale con la benzina è stato deferito, insomma, perché non ne potevano fargli di più, ma adesso vedremo cosa succederà. E a Treviso metal d'artisti e i nuovi tour in programma. Poi le altre notizie le trovate qui scorrendo la pagina. È tutto anche per oggi.